La regola che fa infuriare i rettori di mezza Italia è una manciata di parole nella finanziaria. 2 righe nella valanga di articoli che l'ARS ha votato in primavera. 4 milioni di euro per concedere un contributo fino a 1.200 euro agli studenti che dopo essersi iscritti in un altro ateneo nel resto del paese tornano in Sicilia per proseguire gli studi. Adesso che le immatricolazioni stanno per ricominciare, la conferenza dei rettori va su tutte le furie. È concorrenza sleale, tuonano i magnifici del centro-nord. La mobilità studentesca, ribadisce dal canto suo l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, apre la strada a un possibile rientro di capitale intellettuale in fuga. Sta di fatto che gli atenei siciliani insistono, anzi a Palermo Fabrizio Micari ha deciso di dotare la propria università di un contributo aggiuntivo. Oltre al contributo della regione, specifica Micari, ai ragazzi che tornano da altre regioni non facciamo pagare le tasse, con una postilla che probabilmente farà adirare ancor di più i suoi colleghi della penisola. La regola, specifica Micari, vale solo se provengono da altre regioni, se sono iscritti ad esempio a Catania e si trasferiscono, la regola non vale. Non ci facciamo guerra fra noi, cioè fra università siciliane, non fra quelle di tutto il paese. La filosofia che sorregge l'iniziativa è ovviamente quella del ritorno dei cervelli, tanto più nel pieno della pandemia, che ha sorpreso moltissimi universitari nelle regioni calde. In tanti, osserva Micari, preferiscono restare in Sicilia per paura del contagio. È dovere dell'Ateneo e delle istituzioni creare le condizioni perché sia possibile tornare nell'isola per studiare nelle massime condizioni di sicurezza. L'isola del resto paga un prezzo altissimo all'emigrazione universitaria. Gli atenei della Sicilia contano infatti complessivamente poco meno di 105.000 iscritti, a fronte di circa 56.000 studenti che invece hanno scelto la via dell'aeroporto, per un travaso di capitale umano del quale beneficia per lo più Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.